La nostra costa è in deficit di sedimenti. Non abbiamo sedimenti sufficienti a bilanciare la mancanza di apporti che strutturalmente avviene dai fiumi. Cioè i fiumi non portano più abbastanza sabbia per conservare i nostri litorali. E abbiamo dimostrato in sostanza una cosa che peraltro è sotto gli occhi di tutti, che i nostri litorali non sono nelle condizioni di mantenersi in salute se non apportando dei sedimenti, quindi apportando della sabbia che non arriva dai fiumi. Ovviamente è possibile anche una strategia di difesa locale per diminuire questo trend erosivo, però dal punto di vista globale, a livello regionale, noi dobbiamo sempre pensare a una possibilità di interventi con prelievo di sabbia dalle zone di accumulo o da cave al largo, offshore, per portarle sui nostri litorali. La relazione presentata oggi ci conferma che il ripascimento morbido, quello che tradizionalmente è stato fatto nel corso degli ultimi anni, rimane centrale per garantire la fruibilità delle nostre spiagge. Insieme con le strutture della Regione del Veneto dovremo cercare di comprendere come alcuni interventi strutturali possano ridurre l'impatto e la necessità del ripascimento morbido per iniziare concretamente a vedere delle soluzioni che vanno a ridurre quello che ogni anno purtroppo costa questo tipo di protezione della costa. Ecco che allora un progetto su scala veneta potrà trovare dei finanziamenti a livello nazionale attraverso, ad esempio, penso il trattenimento dei canali demaniali, ma soprattutto su scala europea con un grande progetto che veda le spiagge del Veneto protette da San Michele a Tagliamento a Portoviro.